Ciao e bentornati. Oggi ci addentriamo in un testo che fa discutere parecchio. Democrazia diretta e blockchain di Luis Siciliano. Affronta un tema che, insomma, sentiamo un po' tutti. Questa sensazione che la nostra democrazia rappresentativa sia un po' in affanno, svuotata quasi. Però attenzione, l'autore non si ferma alla critica. No, lancia una proposta che sa quasi di fantascienza. Ricostruirla da zero usando la blockchain. Quindi, la nostra missione oggi è duplice. Prima, capire bene la sua diagnosi, cosa non va, secondo Siciliano, e poi sviscerare la sua proposta, questa democrazia del terzo millennio. Vediamo come pensa che la blockchain possa cambiare non solo il voto, ma proprio l'idea di potere, di cittadinanza, insomma, le regole del gioco. Pronti? Assolutamente. Guarda, il saggio parte da un punto molto forte. C'è uno scollamento pazzesco, direi, tra la velocità con cui viaggiano certe decisioni globali. Pensa agli algoritmi finanziari, no? Muovono capitali in frazioni di secondo. E poi mettili a confronto con la lentezza delle nostre istituzioni democratiche tradizionali. Un abisso. Esatto. E questo divario, genera sfiducia, disaffezione, naturale. E la proposta di Siciliano non è, diciamo, una ritoccatina qua e là, no, è un ripensamento strutturale. La cosa che trovo affascinante è come riesce a intrecciare analisi politica, filosofia e dettagli tecnici criptografici, tutto insieme. L'inizio del libro è d'impatto, eh? L'autore la butta lì. La democrazia oggi è un teatro vuoto. Si fanno le elezioni, i dibattiti. Una liturgia, dice lui. Ma il potere vero, quello che decide davvero, si è spostato. È altrove. Proprio così. Non è una critica ai singoli politici, attenzione. È più profondo. È l'idea che il potere non sia più lì, nei parlamenti, nei governi. Esattamente. L'idea è che il potere si sia, come dire, delocalizzato. Non è più nello Stato-nazione, visibile, facile da individuare. È diventato fluido, quasi imprendibile. Pensa a chi controlla le infrastrutture chiave, le reti, i protocolli, le piattaforme digitali che usiamo ogni giorno. Loro non comandano con la forza. Non direttamente, almeno. Esatto. Stabiliscono le condizioni, le regole del gioco e lo Stato, spesso, si ritrova a gestire le conseguenze, capisci? Senza poter davvero incidere sulle cause profonde. L'immagine che usa Siciliano è forte. Il leviatano liquido. Un potere che non chiede obbedienza, come il vecchio leviatano di Hobbes, ma chiede connessione. E opera su scala globale, superando i confini statali, il diritto tradizionale. In questo scenario, la politica classica, con i suoi tempi biblici, Rischia l'irrilevanza. Diventa un commento a decisioni già prese, magari da un algoritmo a New York o Shanghai. c'è un passaggio chiave su questo. La legge scritta nel codice informatico sta diventando più potente di quella dei codici giuridici. Perché? Perché il codice non si interpreta. Si esegue. Punto. E questo è un cambio di paradigma enorme. E porta a conclusioni, piuttosto radicali. Siciliano arriva a parlare quasi di fine dell'antropocentrismo, cioè l'idea che l'uomo sia al centro di tutto. Forse non lo è più, perché abbiamo creato sistemi tecnologici, finanziari, così complessi e veloci, che ci superano, ci sfuggono di mano. E parla anche di atrofia cognitiva. Sì, esatto. Bombardati da informazioni, aiutati o sostituiti dalle AI. Rischiamo di disimparare a pensare criticamente, in profondità. E poi lo smarrimento del senso. Avere più dati non significa capire di più, anzi, spesso è il contrario. Frammentazione, caos. Insomma, il nostro vecchio modo di ragionare per cause ed effetti lineari, sembra non bastare più per governare questa complessità. Ok, la diagnosi è pesante, sembra quasi una strada senza uscita. Però, come dicevi, il libro non si ferma qui. Anzi, propone una ricomposizione possibile. E qui entra in gioco la blockchain. Ma come può una tecnologia nata per le criptovalute diventare il fondamento di una nuova democrazia? È proprio questo il salto logico interessante. La blockchain non è vista solo come un registro distribuito per le transazioni. È vista come una base per un nuovo tipo di fiducia sociale.
Invece della fiducia in un'autorità centrale, lo Stato, la banca, il partito, si passa alla verificabilità distribuita. Il sistema ti dice: non fidarti di me, controlla tu stessa i dati. Quindi non fidati, ma verifica. Esattamente. È un meccanismo che, almeno in teoria, rende molto più difficile mentire, manipolare, nascondere le informazioni su larga scala. E su questa base Siciliano immagina un ecosistema di potere distribuito, lo chiama meta-governance, dove tutto è più trasparente, più controllabile dal basso. L'idea di sostituire la fiducia con la verifica è potente, però subito vengono in mente i problemi pratici, no? La scalabilità, per esempio. Come fa una blockchain a gestire milioni, miliardi di operazioni, tipo i voti di un'intera nazione, in tempi rapidi? E poi la questione dell'identità. In un voto digitale, come faccio ad essere sicuro che chi vota sia Tizio, persona reale, e che voti una volta sola? Come evito i bot, le identità false? Certo, il testo non ignora queste sfide, anzi, le affronta, riconosce che il famoso trilemma blockchain, sicurezza, decentralizzazione, scalabilità, implica dei compromessi. Non puoi avere il massimo di tutto. Ma sostiene che la blockchain permette di rendere questi compromessi trasparenti, decisi collettivamente. Per il voto propone soluzioni criptografiche avanzate. Hai sentito parlare delle prove a conoscenza zero? Zero Knowledge Proofs. Sì, ne ho sentito parlare. L'idea è che puoi dimostrare di sapere qualcosa senza rivelare quel qualcosa. Giusto? Applicato al voto. Esatto. Immagina un sistema che può verificare che tu hai diritto al voto e che hai votato correttamente, ma senza rivelare né la tua identità né la tua preferenza. Si mantiene il segreto dell'urna, ma il processo, il conteggio, la validità dei voti diventa completamente trasparente e verificabile da chiunque. E per Omnia l'identità? Resolve. Introduce un concetto che trovo cruciale, la proof of humanity, la prova di umanità. Prova di umanità? Sembra uscito da un film di fantascienza. Spiegaci meglio. Beh, l'idea è creare un meccanismo probabilmente basato su criptografia e forse reti sociali di fiducia, per attestare che dietro a un certo account digitale, a un voto, c'è un essere umano unico e reale. Non si tratta di raccogliere dati biometrici o dati sensibili, L'obiettivo è garantire il principio democratico fondamentale, una persona, un voto, nell'era digitale. Distinguere gli umani dai bot, dalle identità multiple. Senza però creare un grande fratello digitale. Esattamente, è una sfida enorme, ma Siciliano la vede come un nuovo diritto ontologico quasi. Il diritto ad essere riconosciuti come umani unici nella sfera digitale, senza dover cedere la propria privacy. Capisco. Quindi, blockchain per la trasparenza, criptografia avanzata per il voto segreto ma verificabile, proof of humanity per l'unicità. Ma resta il solito grande problema, i soldi. Come si evita che chi ha più risorse economiche possa influenzare o addirittura comprare il voto, trasformando questa democrazia high-tech in una plutocrazia digitale? Giusto. E qui l'autore introduce un'altra idea molto particolare. Il voto quadratico. Voto quadratico. Ok, questa mi è nuova. È un meccanismo matematico in realtà proposto da altri economisti e pensatori che Siciliano integra nel suo sistema. Serve proprio a bilanciare l'influenza. In pratica funziona così. Ogni cittadino riceve periodicamente un certo numero di crediti di voto. Per votare su una proposta usi i tuoi crediti. Fin qui normale. Aspetta. Il primo voto su una data questione ti costa, poniamo, un credito. Ma se quella questione ti sta molto a cuore e vuoi esprimere una preferenza più intensa, il secondo voto sulla stessa questione ti costa di più. Non 1, ma 4 crediti, cioè 2 al quadrato. Ah, e il terzo? Il terzo ti costerebbe 9 crediti, 3 al quadrato. E così via. Il costo per esprimere intensità cresce esponenzialmente. Capisco. Quindi puoi urlare più forte, ma ti costa un sacco. Esattamente. Impedisce a chi ha tantissimi crediti o soldi, se fossero legati, di dominare facilmente ogni votazione semplicemente comprando più voti lineari. Ma fa anche un'altra cosa interessante. Permette alle minoranze che hanno interessi molto forti su un tema specifico di far pesare quell'intensità, cosa che nel sistema un voto secco non avviene.
bilancia intensità e costo. Interessante. Quindi, ricapitolando, l'architettura, blockchain, proof of humanity, voto ZKP, voto quadratico, inizia a prendere forma. Ma come si traduce questo nel governo di tutti i giorni? Si supera l'idea dei rappresentanti eletti ogni 4 o 5 anni? Sì, il modello proposto va proprio in quella direzione. Si parla di delega dinamica. Delega dinamica. Immagina questo. Tu hai il tuo potere di voto. Su certi temi, magari molto tecnici, politica energetica, riforme sanitarie, puoi decidere di delegare il tuo voto a una persona o a un gruppo che ritiene esperto o di cui ti fidi. Ok, una delega. Ma la parte dinamica è fondamentale. Puoi revocare quella delega istantaneamente, in qualsiasi momento. Se la persona o il gruppo a cui hai delegato il voto inizia a prendere decisioni che non condividi, clic, ritiri la delega. La fiducia non è più un assegno in bianco quinquennale. Diventa liquida, continuamente verificabile e revocabile. E questo significa che la competenza non è più uno status acquisito una volta per tutte. Esatto. Si collega a un altro concetto, meritocrazia liquida. La tua reputazione, la tua capacità di attrarre deleghe non dipende da un titolo o da un'elezione passata. Dipende da quello che fai, dalle decisioni che prendi, da come la rete valuta il tuo operato nel tempo. È una reputazione distribuita che può crescere e calare. E l'applicazione delle leggi, una volta approvate. Qui entra in gioco l'esecutivo algoritmico. L'idea è che per certi aspetti le leggi approvate democraticamente possano essere tradotte in codice informatico, i famosi smart contract, e il sistema le applica automaticamente, ovviamente entro i limiti costituzionali stabiliti. Questo ridurrebbe l'arbitrarietà, la discrezionalità nell'applicazione delle norme, aumentando trasparenza e certezza. Mamma mia, è un cambio di paradigma enorme. Da un sistema basato sulla fiducia in persone e istituzioni spesso opache, a uno fondato sulla verifica continua, sulla matematica, su regole che si autoeseguono. Però mi chiedo, basta la tecnologia? È sufficiente avere l'architettura giusta o serve dell'altro? No, non basta affatto. E l'autore lo sottolinea con forza. La tecnologia è uno strumento, potentissimo, certo, ma serve un cambiamento culturale, quasi filosofico, profondo. Parla di umanesimo sistemico. Dobbiamo smetterla di pensarci come individui isolati al centro dell'universo. Dobbiamo iniziare a vederci come nodi, interconnessi in sistemi più grandi. L'ecosistema, la società globale, ma anche il tempo. Il tempo. Si parla di cronopolitica, la capacità di prendere decisioni oggi tenendo conto delle conseguenze a lunghissimo termine per le generazioni future. Superare questa miopia sul presente che ci caratterizza. Immagina addirittura un'AI costituente, un'intelligenza artificiale progettata per essere garante imparziale degli equilibri intergenerazionali, del rispetto dei limiti planetari, quella che chiama la legge del limite. E come si arriva a pensare in modo così sistemico a lungo termine? Siciliano suggerisce che serve una riscossa epistemologica, un nuovo modo di conoscere. Parla di metodo analogico, capace di connettere saperi diversi, di cogliere la complessità invece di dividerla in 1000 pezzi isolati. E questo richiede una nuova educazione civica che formi menti capaci di questo pensiero e una cittadinanza metapolitica, più consapevole, attiva in questa rete globale. Magari ipotizza organizzata in una federazione di comuni sovrani, piccole comunità autonome ma interconnesse, interoperabili, che gestiscono i loro affari su questa piattaforma. Il tutto sostenuto da una memoria planetaria condivisa, verificabile per non ripetere gli errori. L'obiettivo finale: una civiltà della continuità, una civiltà capace di durare. Incredibile. Siamo partiti da una critica alla democrazia rappresentativa in crisi e siamo arrivati a un progetto che ridisegna praticamente tutto. Il potere, la cittadinanza, il modo di conoscere, persino il nostro posto nel cosmo. È un quadro, wow, ambiziosissimo. Blockchain, AI guardiana, voto quadratico, delega liquida, comuni sovrani, umanesimo sistemico. Ma venendo al dunque, cosa ci resta in mano? È una splendida utopia. Un sogno tecnocratico,
o c'è qualcosa di realizzabile? E bella domanda. L'autore sostiene che la fattibilità tecnica, pur essendo complessa, sia raggiungibile o quasi. Certo, ci sono sfide enormi, ma la vera montagna da scalare, secondo me e anche secondo il testo, è quella culturale, psicologica, quasi spirituale, oserei dire. Siamo pronti come specie a un simile salto, a mettere davvero il sistema prima dell'ego, il lungo termine prima del guadagno immediato, a scambiare la comoda fiducia cieca con la faticosa, costante verifica. Il libro non promette un paradiso facile, anzi, descrive un mondo forse più complesso, ma dove la responsabilità individuale e collettiva torna prepotentemente al centro. È quasi impossibile sfuggirne in un sistema così trasparente. E forse il pensiero che potremmo lasciare per riflettere è proprio questo. Se è vero, come dice Siciliano, che il potere reale si è spostato in queste infrastrutture globali, digitali, algoritmiche, dove le vecchie istituzioni faticano ad arrivare, forse, dico forse, la battaglia non è tanto cercare di riportare quel potere indietro, nel vecchio recinto dello Stato-nazione. Forse l'unica vera strada è andare lì, in quello spazio nuovo, e costruire delle architetture di potere completamente diverse. Architetture che siano native digitali, trasparenti, verificabili e responsabili fin dall'inizio. Magari è questa la vera sfida per il futuro della democrazia nel nostro secolo. Chissà, lasciamo questa domanda aperta. Alla prossima.